Grazie Presidente. Ma invece proprio i colleghi che sono più attenti alla gestione delle crisi e all'importanza del lavoro, tanto che meriterebbe una commissione, il tema, dedicata, perché tanto impatta nell'ambito della vita del Veneto e dei Veneti. Io vado velocemente invece sul tema delle cifre, perché dico, proprio i colleghi che sono quelli più attenti a seguire le trattative di crisi, perché la maggioranza le delega all'assessore e l'opposizione giustamente vuole essere presente, quindi io spesso rispondo a sollecitazioni vostre dove mi si chiede, mi si dice gestiamo il più possibile nella prossimità i temi del lavoro. E questo, se ricorderete, fu anche uno dei passaggi più significativi di un confronto tra noi durante quel dibattito sulla riforma per centralizzare le politiche del lavoro, ivi compresi i centri per l'impiego. Ecco che la somma è facile. E vado invece direttamente sulle due critiche, soprattutto del collega Fracasso, sui 5 miliardi. 5 miliardi sono l'insieme degli ammortizzatori sociali, che è di 3 miliardi, tarato sul fabbisogno che noi massimo, decisamente massimo rispetto alla storia del Veneto, che fu il 2012. Perché noi, dovendo fare una legge che guarderà l'autonomia della regione da qui ai prossimi 50 anni, noi dobbiamo vedere qual è un fabbisogno che è realistico e possibile. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato quella crisi, ma possiamo essere ragionevolmente certi che non accada mai più? Io non lo credo. Credo invece che se quello fu il massimo tiraggio degli ammortizzatori sociali, noi dovremmo immaginare che quello dovrebbe anche essere la nostra prospettiva. Secondo, gli ammortizzatori, in particolare quelli in deroga, che hanno a che fare con il 50% della fiscalità generale, perché mentre per gli ammortizzatori della cassa straordinaria e ordinaria sono l'accantonamento dell'impresa e dei lavoratori, per quanto riguarda l'impresa artigiana voi sapete che non ha questo tipo di incombenza, è legato a una organizzazione che non compete certamente all'autonomia del Veneto. Ma in questo caso il 50% era legato all'accantonamento dei lavoratori e dall'altro il 50% era fiscalità generale, ma quella fiscalità generale è partecipata anche da noi. Quindi in uno spazio di imprese importanti come quelle che rappresentano la vita economica del Veneto, io credo che a trattare di ammortizzatori sociali, volendo noi trattarli sul livello più prossimo delle crisi e delle trasformazioni, noi dovremmo recuperare quella fiscalità generale che è pagata da noi e che va nel grande ambito degli ammortizzatori sociali tutti, senza distinguo, perché poi la normativa novata citata da Fracasso stringe di molto le maglie dell'utilizzo degli ammortizzatori. È un tempo, forse abusandone, si era andato su casse lunghissime, 4-5 anni. Ma se voi andate a vedere, e mi piacerebbe nella commissione che avrà il tema del lavoro come principale, venire a trattare di questi argomenti, noi vedremo che il Veneto è stato molto responsabile nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. La larga manica della spesa delle politiche passive non riguarda la nostra regione. A maggior ragione io credo che quella responsabilità oggi debba tradursi in capacità di governo. E chiudo perché i 5 miliardi appunto sono 3 miliardi legati agli ammortizzatori sociali e i 2 miliardi che sono quelli che se noi facciamo la fotografia degli incentivi ad oggi che lo Stato prevede per una serie di tipologie, quei 2 miliardi sono esattamente quello che spetterebbe alle nostre regioni per tipologie aziendali, per casistica, e quindi è un conto che viene fatto in modo molto verosimile, che vorremmo, unendo le politiche attive e passive come storia della nostra regione, portare sul livello più basso, più prossimo al territorio.